Sono 121 i migranti arrivati a Lampedusa con 3 diverse imbarcazioni soccorse dalla Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto. Ieri con 12 approdi erano giunti 385 persone. Fra gli sbarcati anche 15 tunisini che sono stati trovati dai militari della Guardia di Finanza direttamente al molo commerciale, dove sono giunti con una barca in vetroresina di 5 metri. Tra i migranti soccorsi a partire dall'alba c'erano 28 donne e 10 minorenni. Sono originari del Senegal, del Mali, Camerun, Costa d'Avorio, Burkina Faso, Gambia e Guinea. Hanno dichiarato di essere salpati da Sfax e da Sidi Mansour. Gli sbarchi hanno messo in crisi l'hotspot dell'isola, dove ci sono 1599 migranti a fronte dei 350 che ne dovrebbe ospitare al massimo. La prefettura di Agrigento ha disposto già il trasferimento di 360 persone a Porto Empedocle, 110 con il traghetto della mattina e 250 con quello della sera. E intanto risale ormai a 8 giorni fa la direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che intimava alle navi umanitarie di tenersi alla larga dalle acque italiane. Allora erano 2, la Humanity 1 e la Ocean Viking, si è aggiunta successivamente una terza, la Geo Barents, e ora sono 985 complessivamente i migranti soccorsi in mare, in stand-by sulle 3 immigrazioni che incrociano a poche miglia dalle coste siciliane. A bordo ci sono tanti bambini e c'è chi ha bisogno di cure immediate, premono le organizzazioni umanitarie, che hanno indirizzato molteplici richieste a un porto sia in Italia che a Malta, tutte andate a vuoto. E la SOS Mediterranea avvisa come la nostra situazione non sta evolvendo. Ci auguriamo che i governi italiani ed europei ci diano un approdo, un porto sicuro per dimenticare ciò che è successo prima in Libia. Dopo quasi 12 giorni su Ocean Viking ai sopravvissuti come Abdel serve immediatamente un porto sicuro. Pensavo che la Libia fosse la fine dei miei problemi, ma ora siamo bloccati su questa nave da 10 giorni. Ascoltiamo direttamente la sua testimonianza. Ho 27 anni, vengo dalla Siria. Ho avuto molti traumi legati alla violenza delle bande armate in Libia. Pensavo che la Libia fosse la fine dei miei problemi, ma ora siamo bloccati su questa nave da 10 giorni. Ringraziamo l'equipaggio della Ocean Viking per aver provveduto a noi, ma non ci aspettavamo questa lunga permanenza qui. Sta diventando stressante, non dormiamo, non ci sentiamo a nostro agio. Ci sono persone che stanno soffrendo fisicamente ed emotivamente a causa del loro soggiorno in Libia. La situazione in Libia non è descrivibile, è stata molto brutta. Spero che si possa trovare una soluzione in fretta, sbarcando presto. Non sta succedendo niente, la nostra situazione non sta evolvendo, è una cosa brutta. Il nostro morale sta peggiorando sempre di più. Ci auguriamo che i governi italiano ed europeo ci diano un approdo o un porto, così potremo dimenticare quello che ci è successo prima in Libia. Grazie.